Un momento delicato e difficile per il futuro dell'Acragas, una situazione sul filo di lana che vede la squadra biancazzurra in grandi difficoltà dopo gli ultimi risultati con il Lecce ed un'equipe tra giocatori, dirigenti e staff demotivati e preoccupati. Un quadro allarmante che allontana i tifosi e gli agrigentini dallo stadio dopo i risultati in campo e la situazione in classifica complicata e difficile. Il tecnico di Napoli in una conferenza stampa ha spiegato le ragioni del risultato cercando di giustificare la squadra ed il ruolo dei suoi giocatori, imprimendo ottimismo e fiducia allo spogliatoio. Altra questione dolente riguarda la trattativa con gli iraniani. Ad oggi nessuna decisione è stata assunta da parte loro e la burocrazia continua a rallentare tutto, rischiando di far naufragare la già complicata classifica dell'Acragas. Dal punto di vista calcistico sono troppi punti di distacco dalla zona play-out, con la sempre più probabile penalizzazione ancora da quantificare. La retrocessione è dietro l'angolo, ma ciò che fa paura è il futuro della squadra e la sua fuoriuscita dallo sport professionistico agrigentino. Un silenzio assoluto da parte della dirigenza e dallo staff che rischia di allontanare gli sportivi e gli appassionati dagli spalti della gloriosa Acragas, che negli ultimi 10 anni ha raggiunto eccellenti risultati che rischiano purtroppo oggi di essere vanificati. La speranza continua ad esserci, nonostante serpeggi tra le strade e lo stadio un diffuso pessimismo tra la gente e gli appassionati innamoranti del gigante biancazzurro.